Tra pochi giorni i primi studenti saranno sui banchi per il nuovo anno scolastico. L'organico dei docenti soffre meno che in passato, ma per i presidi resta l'incognita. DAD, la regione al fianco delle scuole con aiuti economici. Industria e commercio in affanno per il caro energia, chiedono un aiuto alla politica. La regione convoca le categorie economiche per trovare una soluzione. Gli imprenditori vogliono interventi strutturali. Acqua imbevibile e inutilizzabile nonostante le ripetute operazioni di pulizia. Succede in alcune vie di Tricesimo. I cittadini minacciano di non pagare le bollette. La replica del CAFC, tubature vecchie presto saranno sostituite. Svelata la 28ª edizione dei Friuli Doc, appuntamento a Udine con le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche dall'8 all'11 settembre. Tra le novità spicca il ritorno delle proloque in piazza. Ultime ore di calciomercato in Serie A con l'Udinese che mirava a sfoltire la rosa dopo gli ultimi arrivi. Martin Palumbo torna al giovanile della Juventus, Pussetto saluta e va alla Sampdoria. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tra pochi giorni i primi studenti saranno sui banchi di scuola per il nuovo anno scolastico. L'organico dei docenti soffre meno che in passato, ma per i presidi resta l'incognita DAD. Intanto la Regione sarà al fianco dell'ufficio scolastico regionale con aiuti economici e con l'obiettivo di garantire un anno scolastico all'insegna della normalità. Siamo vicini alla ripresa della scuola, sarà un anno di normalità, possiamo dirlo, almeno l'intenzione è anche quella a livello nazionale con un governo che comunque sta cambiando. L'intenzione è di restituire la normalità in maniera stabile al sistema scolastico, non solo per quello che ha vissuto negli anni del Covid, ma per la nuova centralità che la scuola sta assumendo all'interno del dibattito politico. Sicuramente l'amministrazione regionale, oltre agli interventi strutturati che fa ogni anno, sta concludendo il protocollo aggiuntivo per le risorse di 3 milioni di euro che garantiranno il personale di ogni livello, dal personale ATA al personale ai docenti, al personale di sostegno, ai DSGA, ai DS, tutto ciò di cui le scuole hanno bisogno. Lo facciamo ovviamente con un occhio d'attenzione per le aree nelle quali i problemi demografici sono più pesanti o per le aree nelle quali le distanze geografiche costringono a creare le pluriclassi, quindi sicuramente la montagna e sicuramente le zone più periferiche. Oggi i professori sono rientrati a scuola per le prime incombenze dell'anno scolastico che in avvio sarà senza mascherina, ma sulla gestione della pandemia ai presidi restano ancora alcuni dubbi. Con settembre tornano in aula gli insegnanti, ormai prossimi alla prima campanella. In Friuli la data ufficiale è quella del 12 settembre, ma in alcune scuole suonerà prima, come al Liceo Copernico di Udine, dove i ragazzi delle prime inizieranno il 7 settembre. Quello alle porte sarà un anno senza mascherina e con il compagno di banco a fianco, incrociando le dita. Allora c'è un ritorno alla normalità, ma bisogna mantenere la prudenza, per cui naturalmente non ci sarà l'obbligo di mascherina, però invitiamo tutti a grande prudenza, etichetta respiratoria, igiene delle mani, evitare gli assembramenti, sono tutte cose che ci aiuteranno comunque a vivere bene quest'anno scolastico. E se sul fronte dell'organico dei docenti la situazione è meno critica del passato, ai pressi restano i dubbi sulla gestione della pandemia. Speriamo che il Ministero voglia chiarire la sua posizione, perché in un documento uscito la settimana scorsa si dice che non è possibile attivare la didattica digitale per i contagiati da Covid. Noi francamente su questo siamo un pochino perplessi. Bisogna prendere il buono che è nato da questa tragica esperienza della pandemia, e uno di queste è la possibilità appunto per chi non può per ragioni importanti frequentare la scuola, poterla frequentare anche attraverso gli strumenti digitali. Costi dell'energia troppo elevati e allarme per le imprese friulane che si trovano costrette a richiedere l'apertura delle procedure di cassa integrazione in attesa che la politica nazionale, di concerto con quella europea, trovi una soluzione per abbatterli.
Si fa sempre più alta la preoccupazione delle aziende friulane per il rincaro dei costi dell'energia e sono costrette a richiedere l'apertura delle procedure di cassa integrazione a scopo preventivo. Molte nostre imprese stanno chiedendo preventivamente la cassa integrazione perché poi nel momento del bisogno bisogna essere pronti. Non abbiamo certezza che questa cassa integrazione venga poi utilizzata. Speriamo che l'intervento governativo italiano o europeo possa dare una mano. La situazione va risolta con degli impegni a livello europeo. Cosa intendo? Parlo di appunto tetto al prezzo del gas, parlo dello sganciamento del prezzo del gas dal prezzo dell'energia. Chiediamo di iniziare immediatamente con i risparmi. Francia e Germania lo fanno già da mesi, ma non solo, noi chiediamo anche che venga messa una quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili a disposizione delle aziende a livello governativo, quindi a prezzo amministrato. Sono tutta una serie di ipotesi che sono sulla tavola da parecchio tempo. Sul caro energia in regione interviene anche l'assessore Sergio Emidio Bini, che dice che la situazione è drammatica. Giovedì prossimo vertice in regione per raccogliere proposte da presentare al governo centrale. C'è attesa e apprensione per le decisioni sulle misure di contenimento del costo energetico. La Regione a questo punto non può fare altro che raccogliere le istanze. Sono molto preoccupato, ancora più preoccupato rispetto a quella prima fase relativa alla crisi pandemica. Ci troviamo a dover affrontare una crisi pesantissima che rischia di mettere in ginocchio tutta l'economia del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo organizzato il prossimo 8 settembre un incontro in regione alla presenza del mio collega all'ambiente Scocimaro e del governatore Fedriga, con le associazioni di categoria e con gli operatori energetici del Friuli Venezia Giulia per vedere cosa si può portare all'attenzione del governo centrale. Nell'ultimo assestamento la Regione ha messo a disposizione 40 milioni di euro per interventi tampone per l'economia. Ma cosa si sta facendo per quanto riguarda le energie rinnovabili? Non saranno la panacea di tutti i mali, però aiuteranno nel paniere di fornitura dell'energia a calmierare sicuramente i prezzi e a renderci un po' più autonomi rispetto a un mercato terzo. C'è attesa per la riunione convocata questa sera alle 20 nelle sede di Ascom Confcommercio di Pordenone. Si deciderà come affrontare il problema dell'aumento dei costi energetici che rischia di mettere in ginocchio il terziario. Le prime soluzioni, come quella di ridurre l'orario di apertura dei negozi e di spegnere le vetrine, non sono molto convincenti. Urge una soluzione, eppure tempestiva. Per questa sera alle 20, Ascom Confcommercio del Friuli Occidentale ha indetto una riunione urgente con i rappresentanti delle varie categorie. Sul piatto c'è la questione dei vertiginosi rincari energetici che rischiano di mettere in ginocchio il terziario, bollette che in alcuni casi sono addirittura quintuplicate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In vista dell'autunno, per cercare di contenere le spese, si stanno facendo largo due ipotesi: chiudere anticipatamente i negozi e spegnere la luce delle vetrine, ma non tutti sono d'accordo. Sinceramente la bacchetta magica non ce l'abbiamo, credo né noi e nessun altro. Il fatto di chiudere prima la sera alle 18-19 non so sinceramente se è la soluzione migliore, perché comunque sia è un momento comunque di convivio, di aperitivo, che per noi almeno come locali, ristoranti e bar è un momento di lavoro. L'unica soluzione che io posso valutare adesso è quella di non fare più le pizze a pranzo, perché avendo appunto un forno elettrico ho un costo che non mi copre neanche il guadagno delle pizze. Io da luglio dell'anno scorso avevo 780 euro, quella di luglio di quest'anno era 4.300 euro. Chiudere le attività commerciali per qualche giorno, un giorno, 2, 3, e una protesta deve essere fatta con unità. L'azienda vicentina Fileo ha presentato un nuovo progetto a San Vito Tagliamento che riguarda i terreni contesi con Kronospan. Il piano prevede uno stabilimento da 25 milioni di investimento e 140 lavoratori occupati.
La Fileo Costruzioni ha presentato al comune di San Vito al Tagliamento, attraverso il SUAP, il suo progetto per realizzare uno stabilimento green sull'area da 55.000 metri quadrati contesa con la multinazionale austriaca Kronospan nella zona industriale Ponte Rosso. Lo stabilimento, che l'azienda vicentina vorrebbe realizzare per la produzione di prefabbricati e pitture per l'edilizia, si caratterizza per emissioni zero, ridotto prelievo di acqua ed è alimentato al 90% da energia rinnovabile direttamente prodotta con pannelli fotovoltaici. L'investimento previsto è di 25 milioni di euro e il numero di occupati sarà di 140, superiori rispetto all'80 di lavoratori che Kronospan, attraverso la controllata Silva, si è impegnata ad assumere per l'impianto di selezione del legno riciclato, collegato al suo stabilimento di pannelli già esistente. Dopo l'annullamento di un primo tentativo di esproprio da parte del Consorzio Zona Industriale Ponte Rosso dei terreni di proprietà di Fileo, contro cui l'azienda si era opposta al TAR, il direttore Daniele Genorin annuncia che la procedura è stata rifatta e sono stati emessi nuovi decreti. Nei prossimi giorni, dice, procederemo all'occupazione dei terreni. Intanto il TAR sta esaminando anche altri 2 ricorsi. Uno è quello del Comitato di Cittadini ABC contro il piano attuativo comunale, per il quale lamenta gravi ricadute ambientali per il progetto Kronospan. L'altro è dello stesso comune di San Vito al Tagliamento, contro la valutazione di impatto ambientale, contro il provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciati dalla regione. La prossima udienza per questa complessa vicenda è fissata per il 7 settembre, ma non è escluso che al momento della nuova occupazione dei terreni la Fileo presenti un ulteriore ricorso. Tutto pronto per la prima edizione dello Sbaracco a Udine, tanti i negozi che hanno aderito ai saldi dei saldi che sabato animerà la città. Sono 45 negozi che sabato parteciperanno alla prima edizione dello Sbaracco a Udine. Iniziativa ormai tradizionale negli altri capoluoghi della regione, prevede che i commercianti, per la maggior parte in centro città, mettano in vendita a prezzi scontati articoli di abbigliamento, calzature, arredo, oggettistica e accessori. A Udine, circa la metà dei negozi aderenti allestirà uno spazio esterno dove la merce sarà esposta su bancarelle. Il numero delle adesioni al primo sbaracco del capoluogo friulano, commenta il presidente di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon, rappresenta un bel risultato. Durante questo fuori tutto i consumatori si vedranno scontare gli articoli tra il 40 e l'80%, conclude. Sabato lo sbaracco si terrà anche in 3 località della montagna friulana, precisamente a Tolmezzo, Villa Santina e Sappada, dove i negozi aderenti sono una quarantina in tutto. Siamo alla cronaca. Alla vista delle divise fugge, viene preso dopo un lungo inseguimento a piedi in Viale Ungheria a Udine. La polizia arresta un georgiano trovato in possesso di arnesi da scasso. È stato arrestato dopo un lungo inseguimento a piedi nella zona di Viale Ungheria a Udine. Trovato in possesso di arnesi da scasso, è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è accaduto quando una pattuglia della polizia ha fermato l'uomo, un georgiano di 26 anni residente a Pisa, in via Manzini. Alla vista delle divise, il giovane è fuggito a piedi, rincorso dagli agenti, attraverso Parco Martiri delle Foibe e Viale Ungheria. Qui è entrato in un condominio e ha chiuso il portone, causando a uno degli inseguitori una lesione al braccio guaribile in pochi giorni. Stamani il 26enne è comparso per direttissima davanti al giudice Mauro Qualizza, che ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora e di rientro in provincia di Udine. Atti vandalici all'ex Gatanegra di Pordenone, l'amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi alla procura, ora è caccia ai responsabili. Danneggiamenti all'ex Gattanegra di via Pirandello a Villanova di Pordenone. L'amministrazione civica ha deciso di rivolgersi alla Procura della Repubblica dopo che il 26 luglio la polizia locale aveva compiuto un sopralluogo nell'edificio comunale, riscontrando come la porta d'ingresso risultasse divelta e la vetrata della stessa frantumata. L'immobile di proprietà del comune era stato sigillato con nastro bicolore pochi giorni prima dagli operai comunali e all'interno, dove erano conservati mobili e suppellettili, erano ammassati rifiuti di vario genere, sporcizia ed escrementi. Era inoltre possibile osservare i vari atti vandalici compiuti da ignoti. Immediatamente avvisata, l'amministrazione comunale ha sporto denuncia per danneggiamento, violazione di domicilio in forma aggravata e invasione di terreni. Attualmente la polizia locale sta effettuando le indagini per rintracciare i responsabili del raid vandalico. Grave incidente stradale questa mattina alle 4 in via Casarsa, Orcenico Superiore di Zoppola. Per cause al vaglio dei Carabinieri di San Vito al Tagliamento,
Una Suzuki condotta da un uomo di 50 anni del posto è finita contro il muro di un'abitazione. Sul posto sono tenuti vigili del fuoco, personale del 118, anche con di soccorso. L'automobilista è stato elitrasportato all'ospedale di Udine, le sue condizioni sono serie. 2 granate risalenti alla prima guerra mondiale sono state trovate da alcuni escursionisti a Paluzza, rispettivamente sul Monte Terzo e Faas, a quota 1550 metri. Le aree sono state immediatamente transennate dai carabinieri, anche perché i 2 ordigni bellici sono in pessimo stato di conservazione. Nei prossimi giorni verranno fatti brillare dai militari del Genio. Siamo alla politica. È venuta oggi l'estrazione per l'ordine di comparizione sulle schede elettorali del 25 settembre. Allora vediamo com'è andata. Azione Italia Viva sarà il primo partito nella scheda della Camera, il movimento Novax Vita in quella del Senato. Si sono tenute oggi nella sede della Corte d'Appello del Tribunale di Trieste le estrazioni per la composizione delle schede elettorali, 2 le coalizioni in corsa e 8 i partiti, per un totale di 18 movimenti politici. Il colore e l'impaginazione verranno definite nei prossimi giorni dal Ministero dell'Interno. In cima verrà indicato il candidato all'uninominale e sotto il o i partiti che lo sostengono con la relativa lista. Alla Camera, come detto, in cima ci sarà Azione Italia Viva, poi Italexit per l'Italia, Movimento 5 Stelle, Mastella Noi di Centro, il centrodestra e poi Alternativa per l'Italia, No Green Pass, Vita, Italia Sovrana e Popolare, Unione Popolare con De Magistris e in coda la coalizione di centrosinistra. Al Senato invece in testa ci sarà Vita e poi a seguire Unione Popolare con De Magistris, Alternativa per l'Italia No Green Pass, la coalizione di centrosinistra e poi sotto Italexit per l'Italia e a seguire la coalizione di centrodestra e poi il Movimento 5 Stelle, Mastella Noi di Centro, Azione Italia Viva e chiuderà Italia Sovrana e Popolare. E continua in regione la passella dei big della politica nazionale per presentare candidati e proposte in vista dell'appuntamento elettorale del 25 settembre. Oggi a Udine è arrivato Maurizio Lupi di Noi Moderati. Noi Moderati, l'insieme delle 3 realtà, Noi con l'Italia Lupi, Italia Centro Toti, Coraggio Italia Brugnaro, ha presentato a Udine candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L'ambizione è di diventare la casa dei moderati, di chi al momento non ha voce, di chi non vota, è stato sottolineato nel corso dell'incontro che si è svolto a Udine. Noi dobbiamo dare alla coalizione di centrodestra quella competenza, serietà, credibilità, affidabilità, responsabilità che appartengono da sempre alla cultura politica del centrodestra, nella moralità del fare, ma che rischiamo di perdere. C'è bisogno di un DL ristori immediato e urgente, perché un'impresa non regge come una famiglia non regge. Se avevi 150.000 euro di bollette e ne paghi 550, i costi dell'energia non possono superare una percentuale dei costi generali che rischi di chiudere, e quindi dobbiamo ristorare, cioè dobbiamo permettere alle imprese di affrontare questa emergenza nel breve periodo. Dobbiamo finalmente fare una politica energetica che ci permetta di diversificare, rigasificatori. Quante discussioni si è fatto qui, mi ricordo c'era l'allora presidente Tondo sul rigasificatore che doveva essere fatto in mare. Reddito di cittadinanza. Aver speso 8 miliardi di euro ogni anno per il reddito di cittadinanza credo sia stato un gravissimo errore. Dobbiamo aiutare chi non può lavorare, ma contemporaneamente la nostra proposta è che una quota di questi 8 miliardi, 5 miliardi, venga andate alle imprese, piccole, medie, grandi, artigiani, che possano assumere le persone. Siamo ai dati della pandemia. L'ultima settimana di agosto ha fatto registrare un calo dei contagi da Covid-19. Ecco la Fondazione Gimbe che sottolinea come si sia raggiunto il plateau. Sono solo 9 le province in Italia in cui la settimana dal 24 al 30 agosto abbia fatto registrare un aumento dei nuovi casi di Covid-19. Nessuna di queste è in Friuli Venezia Giulia, che anzi, con Gorizia, ha uno dei dati migliori a livello nazionale, meno 43%. Numeri che segnalano come la pandemia in questa nuova ondata estiva abbia raggiunto una fase di stallo. La variazione di nuovi casi in regione è del meno 26%, un quarto in meno quindi di nuovi casi positivi da una settimana all'altra. La percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva migliora leggermente, mentre peggiora quello dell'occupazione delle aree mediche, salita al 12,6%, pur lontana dalla prima soglia di rischio.
Ciò su cui punta la Fondazione Gimbe, che ha analizzato i dati settimanali, è la secca in cui è finita la campagna vaccinale in Italia. In Friuli Venezia Giulia, un abitante su 10, al di sopra dei 5 anni, non ha ricevuto alcuna dose di vaccino, a cui si aggiunge un 2,8% che è guarito da meno di 180 giorni e che quindi può ancora contare su una minima copertura anticorpale. La nostra regione è la quart'ultima nel dato delle vaccinazioni tra i 5 e gli 11 anni, con solo un bambino su 4 protetto e solo il 15% delle persone aventi diritto che ha effettuato la quarta dose. E veniamo ai numeri di oggi. I nuovi casi sono 591, sono stati rilevati con 4.076 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 2, mentre le persone ricoverate in altri reparti 148. Si registrano 3 decessi a Udine. Ed ora andiamo a Cividale, dove il Comitato per la difesa dell'ospedale ha dato vita questa mattina ad un sit-in dinanzi al nosocomio. La riapertura del reparto per 17 post acuti a Cividale non rasserena gli animi dei comitati, tanto che oggi si sono radunati dinanzi al nosocomio del capoluogo ducale per avanzare altre istanze, quelle ribadite in altre manifestazioni. Sabato invece i comitati si ritroveranno per un altro presidio per chiedere sempre il potenziamento dei servizi ospedalieri a Gemona. Ribadiamo noi, per chi non l'avesse capito ancora, la riapertura del pronto soccorso, della medicina per acuti con puntini sulla I, il laboratorio analisi e la radiologia. Alla manifestazione odierna sono stati portati anche i mal di pancia delle valli del Natisone. Noi abbiamo visto che a livello delle valli, a livello del cividalese, i sindaci che sono stati spronati dai comitati non hanno mai detto una parola, un sì, per quanto riguarda l'apertura dell'ospedale di Cividale e dei relativi servizi. Non vogliamo un catinara. Potenziare i servizi negli ospedali secondari è un imperativo assoluto, anche secondo la Presidente dell'Associazione per la tutela dei diritti del malato. Noi siamo qua per sostenere i comitati, per chiedere di aumentare i servizi sul territorio, proprio al fine di decentrare quelle che sono le visite per quanto riguarda le visite mediche e gli interventi minori, proprio perché anche c'è un sovraffollamento nell'ospedale di Udine. Il Comune di Udine ha stretto un accordo con la Croce Rossa che gestirà gli ambulatori di quartiere e ne realizzerà uno nuovo in via Pastrengo. In futuro la Croce Rossa italiana gestirà gli ambulatori di quartieri a Udine e ne allestirà uno nuovo nella sua sede di via Pastrengo. È quanto emerge dall'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo tra Comune e il Comitato Udinese della Croce Rossa, approvato martedì in giunta. Per sostenere l'operazione, Palazzo d'Aronco ha concesso alla Croce Rossa un contributo di oltre 40.000 euro, pari al 5 per 1000 devoluto dai cittadini nel 2020. Stando all'accordo, della durata di 12 mesi, il Comune metterà a disposizione i locali necessari all'attività. Attualmente gli ambulatori sono 5 e le risorse finanziarie, mentre la Croce Rossa utilizzerà il proprio personale infermieristico e il proprio materiale e allestirà il nuovo presidio. L'attività sarà rivolta soprattutto alle persone con ridotta autonomia o in condizioni di fragilità sociale. Tra le prestazioni, oltre a quelle infermieristiche, saranno offerte informazioni sui percorsi assistenziali e indicazioni sui servizi offerti dal distretto di Udine su quelli di prossimità inerenti al progetto No alla solitudine. Acqua imbevibile e inutilizzabile nonostante le ripetute operazioni di pulizia. Succede in alcune vie di Adorniano di Tricesimo, dove le tubazioni sono vetuste anche di mezzo secolo e così i cittadini minacciano di non pagare le bollette. L'acqua che vedete in queste immagini è stata ripresa solo 24 ore fa. Siamo in via Pennato ad Adorniano di Tricesimo, un problema che risale al 2017 che periodicamente si ripresenta nelle famiglie residenti in questa via e in altre zone del paese. A rappresentare la preoccupazione dei residenti Francesca Belli, che ha scritto più volte a CAFC e Comune. Qual è il problema? L'acqua è solitamente dal marrone al giallo. Abbiamo più volte sentito e coinvolto il CAFC, chiamato e fatto reclami. È un problema di tubature vetuste, di sezione piccola, arrugginite, che ad ogni passaggio di acqua portano con sé tutte le porcherie. Acque sporche che si ritrovano nella rete di queste abitazioni. Un'analisi fatta in privato ha fatto emergere una presenza importante di ferro.
È emerso un residuo ferroso pari a 1,1 grammo per litro. Lavarsi e tantomeno bere quest'acqua nonostante le operazioni di flussaggio da parte del CAF diventa difficile secondo i residenti. Nonostante la tolleranza, gli stessi sono orientati a non pagare le bollette. Noi ci troviamo costretti ad acquistare acqua minerale, pagarla e pagare le bollette. E tutto questo è ingiusto, non solo, ma i danni agli elettrodomestici, i danni alla biancheria, semplicemente lavando, facendo una lavatrice, ci vediamo l'acqua, il bucato uscire colorato. E danni che sono irrimediabili. Chi ci rimborsa di tutto questo? E c'è la replica del CAFC, il problema, sostiene il consorzio, è riconducibile alle tubature vecchie di 50 anni ereditate dai comuni che prima gestivano le reti idriche. Anche le operazioni di pulizia delle tubazioni non hanno risolto il problema, la soluzione per il CAFC è quella di sostituire le reti. Sono in corso le progettazioni per parte della rete di via Pennato e i lavori sono stati inseriti nel piano degli interventi del consorzio, come già fatto in via Garzoni, via Garbian, San Giuseppe e in località Paludaria. L'obiettivo è quello di sostituire le tubazioni entro il 2023. Il ghiacciaio friulano del Montasio resiste nonostante i cambiamenti climatici. A confermarlo oggi una spedizione di studiosi saliti in quota nell'ambito del progetto Carovana dei Ghiacciai che ha fatto tappa in Friuli. Il ghiacciaio del Montasio soffre ma regge meglio di altri dell'arco alpino, marmolada in testa. Lo ha confermato la spedizione di studiosi ed esperti, con testimoni agli alpinisti friulani Nives Meroi e Romano Benet, che oggi è salita in quota. Nell'ambito del progetto Carovana dei Ghiacciai, sostenuto da Lega Ambiente, CAI e dagli Atenei di Udine e Trieste. Siamo sul ghiacciaio del Montasio, un ghiacciaio che è resiliente. Da 15 anni non ha cambiato la sua superficie, perché qui fa freddo. Qua c'è un esempio di natura che resiste ai cambiamenti climatici, ma non per questo dobbiamo scordarci degli effetti, perché sono sempre e comunque terribili, anche in questa zona. Sulle Alpi l'aumento delle temperature medie dal 1850 ad oggi è stato di circa 2 gradi, il doppio rispetto alla media globale, mentre nello stesso periodo le aree coperte da ghiacciai si sono ridotte di oltre il 50%. Dalla fine degli anni 80 è stata inoltre registrata una notevole accelerazione di questo trend e non sono mancati segni di una rapida trasformazione. Domani a Tarvisio e Malborghetto ci saranno altri 2 incontri sul tema e il 3 settembre saranno illustrati i dati della spedizione. Appuntamento a Udine con le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche dall'8 all'11 settembre in occasione della 28esima edizione di Friuli Doc. Friuli Doc numero 28 si presenta alla Loggia del Lionello. Il programma spazia tra la proposta di prodotti enogastronomici d'eccellenza, eventi organizzati con la partecipazione dell'Università di Udine, l'Arlef, la Coldiretti e ancora mostre e presentazioni di libri. Tante novità quest'anno, non solo un allargamento del perimetro di Friuli Doc, quest'anno tutta via Aquileia con la Stiria, ma soprattutto un grande ritorno delle Proloco, una grande sinergia con Udine sotto le stelle e con in particolare le osterie della città e i ristoranti della città che hanno creato questa nuova associazione Udine Cooking. I 10 ristoratori proporranno dei menù dove verranno servite quelle che sono le nostre eccellenze, ma naturalmente con la loro abilità di chef. Un concorso per i giovani chef, Young Star Challenge, e poi molte iniziative anche di intrattenimento che vedranno Piazza Libertà, il palcoscenico principale, ragionando sulla serata conclusiva che quest'anno grazie alle minori restrizioni si potrà fare, quindi un gran concerto finale con i rapper Sade. Claudia Weber, autrice di Il patto Stalin-Hitler e la storia di un'alleanza mortale, è la vincitrice della 9ª edizione del premio Friuli Storia, organizzato dall'Associazione Friuli Storia insieme alla Fondazione Friuli. Oltre 550 elettori giurati provenienti da tutta Italia e dall'estero che hanno scelto l'opera della Weber in una terzina di finalisti. Martedì 6 settembre a Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman si terrà la cerimonia di premiazione. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordo l'appuntamento con le notizie sportive subito dopo la sigla e la pubblicità. Grazie per l'attenzione e buona serata.